Buongiorno Leandro Maggi, buongiorno da Porto Tolle, siamo ancora qua in Larga Europa, a Porto Tolle, dove il Comune ha deciso giustamente e in maniera veramente encomiabile di dedicare questa piazza alla giornata del ricordo e alla giornata della memoria. E per capire cos'è la giornata del ricordo, visto che oggi è appunto la giornata dedicata a questo, vi faccio vedere una intervista fatta alcuni anni fa a due protagonisti, a Lorenzo Maggi, che è delegato per la provincia di Rovigo dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata, e un'intervista a una reduce appunto dalmata di questa tragedia e quello che ha dovuto sopportare la signora Maria. 10 febbraio, giornata della memoria, e sono qua con il dottor Lorenzo Maggi, delegato per la provincia di Rovigo de ANVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, dal 2011. Cos'è questa associazione? Dunque si tratta della prima associazione apolitica ed apartitica nata nel 1947 a carattere nazionale, cioè italiana, per assistere gli italiani che erano fuggiti dalle proprie terre di Istria e Dalmazia, e fin dall'inizio non si è occupata soltanto di assistenza, ma ha rappresentato gli interessi degli esuli e nelle sedi istituzionali e governative. In questa maniera ha portato avanti la sua battaglia di difesa di queste persone che avevano così sofferto, giungendo fino ai giorni nostri. Quindi sono passati. Parliamo un po' di numeri. Fuori onda parlavamo di più o meno 300.000 persone coinvolte in questo esodo, questa diaspora, una cosa tremenda che se ne è molto parlato poco. Vuol farci un po' il punto storico? Partendo magari dall'8 settembre. Diciamo che rispetto al periodo 41-43, dove c'erano violenze, però eravamo nell'ambito della guerra, cioè erano due scontri fra partigiani e esercito regolare italiano e tedesco. L'8 settembre invece quello che colpisce è che i partigiani jugoslavi vanno a colpire civili inermi. Questa è la prima grossa differenza che si scatena l'8 settembre. Questo periodo lo chiamano anche di jacquerie, di rivolta e di violenza, viene interrotto dai tedeschi che riconquistano il territorio e salvano in quel periodo le popolazioni italiane. Tutto questo però finisce nell'aprile 45, quando i tedeschi sono definitivamente sconfitti e le armate jugoslave hanno campo libero. E lì si scatena invece una violenza almeno iniziale fortissima, e che porta queste popolazioni a scappare da... Quindi comincia l'esodo dopo il 45 o tra il 43 e il 45? Allora, nel corso del tempo la popolazione che maggiormente è esodato è sicuramente quella dalmata, che è partita già nel corso dell'Ottocento, primi esodi. Un esodo massiccio alla fine della prima guerra mondiale, si parla di circa 20.000 persone che dalla Dalmazia interna, popolazione italiana, andò a Zara, perché Zara era l'unico posto che era rimasto italiano, e da Zara poi qualcuno si fermò, gli altri si dispersero per il resto d'Italia. Poi abbiamo invece il grande esodo che partì nel 43 grosso modo, perché quando l'Italia fu sconfitta cominciò sicuramente un grande esodo, una cosa lì, e poi soprattutto dopo invece la sconfitta definitiva il 45, ed in particolare quando per la Dalmazia sicuramente il 45, ecco, perché dopo il 45 la Dalmazia invece gli istriani, una parte dell'Istria sperava di poter continuare, mentre la Dalmazia si dava ormai per scontato che non sarebbe più tornata, Zara non sarebbe più rimasta italiana. Invece per Pola ed altri territori più vicini all'Italia si sperava, c'era il famoso trattato con la zona A, la zona B, si sperava di poter restare italiani. Quello di Pola è l'unico esodo organizzato. Questo non vuol dire che in realtà scappavano da tutti i posti, solo che non ci sono testimonianze, non c'è niente, scappavano via terra. Ovviamente se c'erano i paesi perché lì Pola era comoda, avevano il traghetto gratuito, che li trasportava da una parte all'altra. Tutto il resto del territorio invece non avevano niente di questa cosa, quindi si dovevano organizzare come potevano. Allora, una delle poche esuli che sono in provincia di Rovigo è la signora Maria. Sì, Ma signora Maria, allora, lei è scappata da Zara in particolare a 15 anni. sì. Che No, ricordo? a 18. Loro sono arrivati che avevo 15 anni.
E noi abbiamo fatto subito la domanda per venire in Italia perché noi ci sentivamo italiani, ma loro dicevano che noi non siamo italiani. Loro i titini. I titini, bravo. E non ci davano mai per venire via, tanto più che Zara è stata bombardata tante volte grazie agli americani e ai titini, e finché mio papà, siccome lavorava all'azienda elettrica, non ha messo a posto la luce perché non avevano neanche gente alla adeguata, preparata, non ci davano il permesso per venire via. Io ho parlato con lei prima di, Sì. di andare in onda. Sì. Lei ha un po' di livore fondamentalmente con i titini in particolare, Naturale. in seconda battuta con gli anglo-americani che hanno distrutto una città come Zara che era fantastica, Sì. e anche con gli italiani che per 60 anni hanno Questo mi dimenticato. brucia, ancora oggi mi brucia, perché 60 anni ci hanno ignorato, non un giorno. Dopo è venuta la giornata del ricordo, perché dicevano che noi eravamo fascisti, noi eravamo italiani, come italiani qui. Cosa c'era in Italia? Il fascismo. E noi abbiamo, siccome siamo persone educate, abbiamo rispettato. Cosa dovevamo fare? Farsi ammazzare? Non so mica io. Una domanda, quando lei è arrivata poi in Italia, Sì. in prima battuta è arrivata a Rovigo lei, no? No, la prima siamo arrivati in Ancona con la nave e sa chi sono venuti a prenderci? La polizia, perché avevano paura che i compagni italiani ci facessero del male. E questa è verità quello che dico, eh. Lei dirà, lei sempre i compagni, perché mi hanno fatto tanto di male e io preferirei morire che dare un voto a loro. Non lo darò mai, perché io ho sofferto. Però, Chiuso. ecco, quindi arrivando in Italia, Sì. è in un momento storico adesso odierno che Sì. noi facciamo fatica ad accettare lo straniero. Voi come siete stati accettati? Noi non eravamo, ecco il sbaglio, noi non eravamo stranieri, noi eravamo italiani che abbiamo dovuto abbandonare la nostra terra perché Tito non ci lasciava come italiani. Gli italiani come vi hanno accettato? Male, perché ci hanno ignorato. Quando che siamo appena arrivati sicuro non ci hanno sparato, però non è che ci vedevano come una cosa giusta. Adesso parlano, adesso viene fuori questo o quello, ma noi abbiamo sofferto lì, morti, paure, perdere tutto. Prima i bombardamenti, poi gli americani che si sono fregati dopo 40 giorni, quando che loro avevano già ammazzato e fatto quel che hanno fatto. Poi siamo venuti in Italia ringraziando Dio, che io sempre ringrazio Dio. Mio papà è andato subito nei pompieri, perché ha detto io sono stato richiamato, perciò piuttosto andare in campo profughi. E a Venezia ci hanno dato una stanza in caserma e finché dopo hanno trasferito il mio papà a Rovigo. Ecco perché siamo a Rovigo. Ecco, lei a 18 anni è andata via. Sì. Facendo una fotografia di quel periodo, cos'è che le manca di Zara? La mia città finché vivo, Sì. ma non tornerei più. Mai Più tornata, più tornata. Sì, torno con i miei zaratini, ci troviamo 2 volte all'anno per i morti e in maggio. E siamo tutti vecchi, sa, io sono del 30, dunque pensi lei. E io naturalmente la mia terra, anche perché vivevamo bene, oltre a essere questa italianità dentro che abbiamo, una cosa che nessuno ci può capire, nessuno, perché loro credono che siamo come gli emigrati. Non veniamo, noi non siamo venuti in Italia perché ci mancava il lavoro o cosa, solo per italiani, perché se Tito ci lasciava come italiani, noi restavamo a Zara. Io ho fatto scuole italiane. In Dalmazia si parlava italiano, ma c'era bilingua o solo italiano? No, come a Bolzano. No, noi non siamo come Bolzano che sono italiani perché gli conviene, le dico io, sono sincera. Noi siamo italiani e come italiani noi vogliamo essere, come si può dire, abbiamo dentro, noi, in Italia le scuole non c'era lì bilingue, per niente. Dio mio, poi lei sa quando si è ai confini, la lingua la impari anche. Io poco capivo, poi quando è venuto Tito, poco tanto dovevi per forza, perché dove andavi... Le faccio un'ultima domanda, forse dovevo farla allo storico, però lo faccio a lei che forse è più sanguigna. Il Vaticano in Italia come vi ha supportato o no? O vi ha ignorato anche lui? Ma anche lui, almeno io non mi sono rivolta al Papa perché non avevo l'occasione per farlo. Ad ogni modo noi altri siamo stati, dopo, quando è stato il primo impatto, io mi trovo bene. In Italia non è che io ho trovato della gente che mi ha trattato male, è stato il primo impatto
che non parlavano di noi, ha capito? Non che, che io personalmente non sono stata trattata male da nessuna parte, anzi, quando che sentono il mio cognome, per esempio in ospedale, dicono: lei è croata? No, io sono italiana. Lei ha avuto la fortuna che tutta la sua famiglia sia salvata. Sì, ringraziamo di Dio. Però Passando quel che abbiamo passato. è andata via 18 anni. Sì. Ce li ha ancora fotografati nella sua testa i ragazzi che magari non ha più visto perché o si sono dispersi oppure sono stati purtroppo uccisi? Io ricordo sempre i miei zaratini, ma noi ci troviamo. Quelli che eravamo vicini ci troviamo perché facciamo il raduno anche in Italia, qua e anche là.